Eccolo il pallone che gira, colpo di testa sotto porta e l'autogol di Caronia. Seguito al colpo di Zapala, 1-0 per il Gela. La rete che voleva Zapala è stata intercettata da Caronia, 1-0 per i biancazzurri. Maidana, Vincenzi, Maidana, era spazio per il Gela, Caronia, serie di tentazioni, pallone che è arrivati, Dio, si accentra ancora, Tito il tiro, deviazione di Caragino con la testa, battuta corta, Previtera, si schiaccia Maidana, Previtera va con destro, in mezzo, il colpo fuori, Giuliano, si va così, con Previtera, verso il centro, colpo di testa di Giappola, terra di Paola. Guagliana. Vuole tira in porta le Castellammare, ci prova Guagliana da lì. Vuole la testa di Va, allontana con il controvaggio, scontro Caronia. Caronia, aspetta l'avversario, 2 contro 1 praticamente con le Castellammare che rimonta in difesa. Caronia, sul bacino, fallo di Caronia, calcio di rigore per il Gela. Cade a terra, Angelo Caronia, lo scontro. Segnerà, parte la Caronia. Parte Cucimano, il 2-0 del Gela con Salvatore Cucimano dal dischetto. Biancazzurri. Pizzolato, squadrata, Damatino. Cross di prima, ma deve tornare indietro rispetto alla sua posizione originale in aria. Si alza il pallone Guagliano, sponda di testa, il tiro di controbalzo. Di piazza penetrato. Di testa la sponda di Dio, proprio per il penetrato Arcidiacono. Vorrebbe crossarla ancora sua, la palla e tiro di Paola. Respinge in angolo. Lancio di Zappalà, di testa Gugliacca per Cocimano, del Gela, avanti Cocimano, per tocco di Paolo, la deviazione sul palo, angolo. Primiter, va, si lancia la testa in terra nuova, va, prova il tiro al volo, tentazione. Parte Maidana, tiro, palo. E allora Alessandro Di Dio con l'esterno. Arcidiacono per Previtera, avanza il Gela, spazio soprattutto a destra con Gigante, pallone invece a sinistra, dove c'è Gugliacca, si inserisce Arcidiacono. Gugliacca lascia dietro Maidana in mezzo, gol di Arcidiacono, il colpo di Totto, che gol ha fatto, vince Arcidiacono, 3-0 del Gela, che gol di vince Arcidiacono, mamma mia, come l'ha fatto? Dietro, pizzolato verso il centro. La riprende Gela, ma sale il 3-0 del Gela su Castellammare al Matranga. Gela è momentaneamente primo in classifica con 45 punti in attesa della gara dell'Athletic Palermo